Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo sia di karma che di DNA. E per quelle persone che non ci credono, chiaramente, come dice sempre Marietto, ci sono persone che non valgono un click, ma questo non è certamente per le persone che seguono Marietto. Bene, però prima di fare questo vi ricordo che il The Garden, Marietto Veneziano, sono sul tubo e a lunedì sera e a mercoledì sera, venerdì sera abbiamo sia Ilde, a mercoledì sera per le sibille interattive il Marietto Veneziano. Invece lunedì alle 21:30 il The Garden nel suo canale YouTube. Se non la conoscete, cercate su YouTube il The Garden e iscrivetevi al suo canale per le varie istruzioni gratuite che mette a servizio di tutti e anche per le sibille del 21:30 lunedì. Al venerdì invece sibille interattive sempre con il The Garden sul canale. Mercoledì io e il The Garden nel mio canale alle 21 per. Più abbiamo il sito Capitano che ho aggiornato il sito, hanno già scaricato 175.000 scusate, ebook, quindi più di 2.200.000 circuiti radionici, quadranti radiostesici in circa 6 anni, quindi il Marietto Veneziano ha donato già qualcosa di importante. Vi ricordo che abbiamo una sezione shop con ad esempio questo ciondolo esoterico magico dal prezzo di 160 euro, compreso spese di spedizione, dove ci sono 8 programmi importanti radionici a difesa delle persone che lo acquistano. In più ci sono altri prodotti esoterici di qualità, di gran valore, a pagamento chiaramente. Poi abbiamo due siti, i casti sacerdotali e un altro sito, cioè scusate, altri due gruppi su Face, i casti sacerdotali, radionica, radiestesia, teologia ed ermetismo. Nell'ultimo siamo più 1700 amicizie, 1770, questo ci fa molto piacere e lì è gratuito iscriversi. E in più chiaramente le nostre varie pillole, io ho più di 1500-1600 video sul tubo dove spiego, da delle spiegazioni di. In più partiamo un po' con questa pillola che è rivolta soprattutto a quelle persone che molto probabilmente non sanno che hanno un'anima e quindi un karma, ma in quest'anima è dentro un involucro che è teleguidato da due cose, sia il karma che il DNA. E qui io, come sapete al solito, il vostro Marietto torna indietro nel tempo e la prima volta io non ho mai creduto al DNA, fin quando col primo mio figlio, a un certo punto, lui aveva un anno e mezzo, era dentro il suo lettino e ha fatto una cosa, questa cosa qua, la faceva mia nonna, la faceva mia mamma, la facevo io. A quel punto lì ho detto, cavolo, ma allora è proprio vero, io non lo facevo più da anni, no? Questa cosa prima ancora che lui nascesse avevo smesso e lui aveva un anno, neanche un anno e mezzo, e praticamente l'ha rifatta e quindi ho capito che effettivamente a livello genetico c'è praticamente un rimando, un trapasso, una comunicazione fra corpo e corpo e corpo. Quindi le persone praticamente hanno sia il karma che il DNA. Il DNA però purtroppo è un 50-50. Uno può essere nato in una casa da dei genitori che sono dei santi e magari qualcuno, il padre magari era un po' meno santo, un diavoletto, e la mamma una santa, no? Quindi c'è dentro l'acqua santa e il diavolo. E quindi oscilla, alcune volte fa il diavoletto, alcune volte fa il santo e il karma guida. Però purtroppo ci sono quelli che nascono magari con un buon karma, ma dentro un DNA che non c'è tanta acqua santa. E allora si vedono queste persone che magari hanno tutto nella vita, ma appena toccano qualcosa si diventa oro a livello materiale, ma gli manca l'amore, gli manca quel quid, no? Che trasforma, quel quid che trasformerebbe la vita in un mistero, invece la trasformano solamente in un problema da risolvere per guadagnare. Ma queste non sono persone che possono seguire il Marietto, ve l'ho sempre detto, perché per eseguire il Marietto ci vuole la T della Tora
E alcune persone, come vi ho già detto tante altre volte, non valgono neanche un click, no? Si bloccano, si lasciano andare. Quindi, quando una persona a un certo punto, a 60 anni, 70 anni, a 30, dipendenza un po' dalla sensibilità, si rende conto che ha un karma, quindi un'anima, no? Che si perpetua, e ha anche un DNA, perché il karma molto probabilmente è buono, ma il DNA è un po' claudicante. E allora che cosa fare? Le prime cose che vi ho sempre detto Marietto, una bella pulizia energetica, che è una stampella, perché ci sono persone che ho conosciuto nella vita che qualsiasi cosa toccavano, dava oro, materiale, riuscivano in tutto, no? Oppure erano l'ignoranza fatta carne, però il loro karma gli portava a questo. Il problema è che non era seguito da un karma con l'acqua santa, c'era solo dentro il basso astrale. E questa cosa qui bisogna rettificarla, certamente. Noi siamo qui per rettificare non solamente il karma, se è messo male, ma anche il DNA. Comunque il DNA è una brutta bestia, perché se il karma uno può a destra e a sinistra, con un po' di sforzo, con un po' di meditazione, con riti operativi, metterlo a posto, il DNA, magari come io ero giovane, non ci credevo, no? Sebbene ero uno spiritualista, dico, ma la spirito è più forte del DNA. Belle storie perché quando si vede dei bambini che riescono a fare quello che faceva il bisnonno senza che abbiano conosciuto bisnonno, qualche cosa è stato tramandato. E quella è la prova evidente. Io infatti quel giorno lì sono stato di ghiaccio e ho dovuto ricredere molte mie credenze, no? Si sono smantellate, ho detto, ma io mi ricordo che il capitano degli Alpini, quando mi veniva a trovare, avevo 23 anni, mi diceva, Marietto, tu hai un karma d'oro, scusa, un DNA d'oro. Allora io non sapevo cos'era sto DNA, no? Mi dicevo, cavolo, devo venderlo, no? Il DNA non si può vendere, no? È come il coraggio, chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Don Abbondio diceva, se il coraggio non ce l'hai, nessuno te lo può dare. È lo stesso il DNA, se uno è nato in una famiglia che c'è la santità e il diavoletto, è una persona un po' fortunata perché in alcuni momenti può usare qualcosina per difendersi e da altri può usare qualcosina per donare. E quelle persone che seguono il Marietto devono sapere che hanno sia il karma e il karma è da mettere un po' a posto, con i lavaggi energetici, con i vari circuiti, con i riti operativi. Certo che non è facile, se il karma si può dare una spallata per cercare di non avere certe compagnie, di non andare verso la materialità, il DNA, cari miei, è una brutta bestia da fermare, no? Certo che se uno è nato con un DNA buono, no? Tutto il resto poi, alla fine, se uno è nato con il DNA di una genialità, chiaramente chi lo ferma più, capite? Eppure non si vedono, no? Neanche il karma riesce a controllare il DNA, non ci sono santi, perché il DNA è una cosa dentro fisica, no? E, e nessuno può modificare. Il karma si può con le buone azioni, con i buoni sentimenti, con le buone opere, col buon karma, modificare queste cose qua. E quindi, perché dico questo? Perché come ho detto all'inizio, ci sono persone che non valgono neanche un click, no? Non sto neanche lì a ascoltarle o bloccare, perché alcune volte leggo dei commenti su quello che posto gratuitamente che fa cadere in cantina non solo il karma ma anche il DNA. Purtroppo è così. Chi ha un buon karma e un buon DNA, sicuramente anche con i vaccini, con tutte queste cosine un po', no? Che stanno mettendo in pista, lo salterà via e anche se si fa il vaccino non avrà nessun tipo di problema. Chi ha un DNA un po' claudicante, che è condito da un karma ancora peggio, il basso astrale è lì che li attende. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Mi raccomando, karma e DNA sono due cose che non si possono modificare al volo, se non il karma con qualche limatina. E il DNA c'è voglia di pulire, però con le pulizie chiaramente qualcosa si fa. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.